La campagna sta facendo un provvedimento di legge che noi abbiamo già fatto qualche anno fa, però è pur vero che la grande discussione oggi è sull'opportunità o meno. Ci sono i fondamentalisti del no al terzo mandato, io spero che restino tutta la vita fondamentalisti, saremo lì a controllarli. Tra i fondamentalisti ci sono Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, Tajani, Forza Italia, il Partito Democratico, resta solo la Lega con questa bandiera del terzo mandato. Io penso invece che ci possa essere un ragionamento che possa essere anche condiviso, cercheremo di capire senza ansie, senza particolari arrabbiature, ma la volontà comunque di rispondere ai cittadini, non lo chiedo io, basterebbe andare per strada in Veneto e si sente, i veneti vogliono poter scegliere, poter decidere, poi ognuno vota chi vuole. E poi Milano-Cortina resterebbe senza Zaia e senza Malagò. Sì, non è che non si fanno le Olimpiadi si faranno, magari le fanno ancora più belle, però è pur vero che mancherebbero 2 riferimenti che sono quelli che hanno portato a casa le Olimpiadi, semplicemente nel caso mio per 3 mesi, non è che ci sia un vuoto così importante per cui permetti a qualcuno di rodarsi e di prendere, di avere un buon abbrivio, quindi sono anche pochi mesi per cui la vedo veramente una roba in salita. Però è il Parlamento che decide e non il cittadino in questo caso, ma fare la legge vuol dire avere i numeri, ci sono? Al Parlamento dico questo, che lo cito spesso, Rousseau nel contratto sociale diceva che il popolo ti delega a rappresentarlo quando non lo rappresenti più, di togliere la delega. A me sembra che il popolo sia chiaro sullo sblocco dei mandati.